Mentre prima ero su TikTok ho visto degli youtuber famosi che si fingevano arrestati e parlavano con i loro familiari dal carcere tramite uno scherzo, vabbè, ben fatto. E dopo aver visto questi video mi sono chiesto una piccolissima domanda: ma come reagirebbero i miei amici, mia madre, al fatto che io sono stato arrestato? Ecco perché oggi mi è venuta l'idea geniale di copiare questi youtuber e fare appunto un video dove vediamo la reazione. Ma prima di iniziare vi ricordo di supportarmi come creatore se giocate su Fortnite, codice CMAD, anche perché ogni giorno gioco con tutti voi, almeno 100 di voi. E quindi, che dire, aspetto le vostre storie su Instagram, crazy_bassman mi chiamo. Detto questo, ritorniamo a noi. Andiamo nella nostra postazione e ora vi farò vedere cosa faremo. Rio, tu vuoi venire con me? Dai, andiamo a fare lo scherzo. Vuole venire. Bravo. Andiamo laggiù, Ok, adesso spiegatemi come io riesco. Come faccio a prenderti lì? Cioè, raga, si è messo nell'armadio. Cioè, vabbè, ci vediamo tra poco quando riuscirò a prendere Rio, ok? 2 hours later. Eccoci qua nella nostra postazione, ovviamente in compagnia di lui. Non devi, non si fa, no. Vabbè, dicevo, eccoci qua e abbiamo preparato un piccolissimo messaggino. Rio è anche d'accordo. Abbiamo preparato questo messaggio che quando praticamente mia madre risponderà sentirà: messaggio automatico dal penitenziario di Palermo, dica sì per rispondere dopo il beep. Rio è d'accordo e ovviamente dopo gli metterò il beep. Eccolo qua. Quindi non so come reagirà. Secondo voi la prenderà male? Ovviamente non chiamerò solo mia mamma, chiamerò alcuni miei amici. Vediamo di chiamare anche Cap, vediamo di chiamare altri miei amici che mi aiutano. Non so se chiamare mio padre o mia sorella. Vabbè, vediamo. Comunque mia mamma ora è... fammi fare lo youtuber però. Mia mamma diceva ora è fuori, quindi non mi sta sentendo minimamente. Direi di chiamarla e andiamo. Rio, no, questo qua è il microfono. No, non si fa. Ok, ci siamo, andiamo a comporre ora il numero, ovviamente con hashtag 31 hashtag che sarebbe lo sconosciuto. Rio fermo. Ok, ok, ci siamo. Vai, adesso no. Mia madre, raga, mia madre. Messaggio automatico dal penitenziario di Palermo, dica sì per rispondere dopo il beep. Ma che devo dire? Sì. Cosa è successo? Sì. Rio, zitto. Pronto? Oh mamma. Cosa? Ma dove sei? Sono qua in cella con Rio. Cosa è cella? Sì, sono praticamente in cella con Rio qua, non so se lo sentivi. Cosa è successo, Salvatore? Mamma mia, in penitenziario, dica sì, ma dove sei? Praticamente chiamo dal penitenziario di Palermo e ti spiego, mamma, praticamente ero uscito e c'era praticamente la fidanzata del mio amico e allora gli ho detto wow. Chi è fidanzata? Vabbè, la fidanzata la fidanzata di Marco. E praticamente ero con Rio, no? Ero a fare una passeggiata. E praticamente che è successo? È successo che gli ho detto che bella che sei. E lui si è incazzato. Cioè, proprio lui si è arrabbiato. Marco, di qua mi vuoi rubare la ragazza? È successo una lite, sono venuti tutti. Mamma, praticamente ho tirato una pietra, è andata sul portone di una signora, che poi questa signora ha visto il danno ed è svenuta, e al marito praticamente ha chiamato la polizia, e poi Marco ha dato un pugno alla macchina del marito e si è sfasciata. Mamma, un casino. Ma chi te l'ha detto? E ci hanno arrestato a tutti e due. Qua sono con Rio. E devi venire subito. Non ci posso credere, ma mamma. Mamma, ci hanno arrestato, mamma. Ma a Palermo devo venire? Sì, a Palermo. No, non ci posso credere, no, non sto morendo, se mi stai sentendo male. Mamma. Sì, dai. I 30 secondi. No, i 3 minuti di chiamata sono finiti, mamma, devo chiudere. Dai. Come devi Ti aspetto. Stai bene tu? Ti aspetto. Sì, sto bene, ciao. Ora vengo subito con papà, ora vengo. Poverina.
Poverina, raga. Rio, non sei un attore per niente. Cosa parli? Ma perché parli? Ci stavo scoprendo. E ho dovuto fare qua. E no, papà, non si fa. Vabbè, ancora comunque piccolino. Poi parlerà anche lui, Poi parlerà anche lui. Dirà belle parole. Ecco, fermo. Fermo qua. Fermo, il microfono non serve per ora. Oh, fermo. Ho provato a chiamare a Cap, non risponde. Quindi adesso chiameremo Nick Radogna, che lui è qui di Bari, quindi dovrò cambiare da Palermo a Bari. Rio, stai zitto. Perfetto. Raga, proviamo a chiamarlo e vediamo che succede. Raga, sta chiamando, perfetto. Rio, stai zitto, Rio. Pronto? Messaggio automatico dal penitenziario di Bari. Dica sì per rispondere dopo il beep. Sì. Oh, Nick. Oh, fra. Pronto? Oi, mi riconosci? Sono Crazy, fra. Sì, dimmi, cosa è successo? Ma che Oh, fra, è successo un casino, fra. Sono al penitenziario di Bari. a Bari? Sì, fra, stavo facendo una vacanza, è successo un casino. Fra, ti giuro, sono troppo in ansia, mi devi credere. Allora, lo sai che io ho un nuovo pappagallo Rio, no? Tipo ho il mio pappagallo Rio, quindi lo senti anche lui, è lui qua con me. Sì, perché me lo sono portato in vacanza. Fra, è successo veramente un casino. Ascolta, ti spiego. Ero nel centro, no? E praticamente un ragazzo, gli faccio il complimento alla ragazza di un ragazzo. Ho detto, wow, carina la tua ragazza. Questo qua no, è uno che voleva attaccare Rissa. Fra, un casino, fra. Mi dà un pugno alla pancia, interviene il mio amico. È venuta la polizia. Fra, ti dico, abbiamo rotto. Non è tu, scusa. Fra, un casino, fra. Io ho tirato una pietra per difendermi, ho preso una macchina. In macchina c'era una persona. È sceso, ha dato un pugno al mio amico. Fra, sono per ora al penitenziario. Ho bisogno di uno che ha più di 18 anni che mi viene a prendere, bro. Io ho bisogno di te. Arrivo. Fra. Ma aspetta, dove si trova? È vicino il mare? Sì, vicino al mare. Ok, ho capito. Va bene, bro, Io sto in provincia, mi devi dare almeno una mezz'oretta. Fra, veloce, ti aspetto perché non ce la faccio più qua in questo carcere qua. Dai. Il pappagallo è con te? Sì, è con me, Rio. Non so se lo senti. Va bene, allora arrivo, ok? Ciao. Bellissimo. La gente ci crede. Oh mio Dio, ma che scherzo fighissimo, raga. A chi lo potrei fare ancora? Rio, no. E se senti ho messo là e sei venuto fino a qua, Rio. E dimmi se si fa, papà. E non si fa, papà, te lo dico io che non si fa. Guarda te, Rio, che mi sta facendo rovinare questi scherzi. È il turno di mia sorella. Mettiamo in viva voce e vediamo che succede. Rio, devi stare zitto. Metto il dito in bocca, vediamo. Pronto? Messaggio automatico dal penitenziario di Palermo. Dica sì per rispondere dopo il beep. Ma sì cosa? Cosa stai dicendo? Oh, Marica, è successo un casino. Meno male che hai risposto sì. Ti spiego. Ma sì, cosa? Ma di cosa stiamo parlando? Marica, sono al penitenziario di Palermo. È successo veramente un disastro. Praticamente ho fatto volare il Rio, no? Vabbè. Ho fatto volare il Rio per gli addestramenti di volo libero. Sì, perché sono qua oggi dal mio amico a Palermo. E praticamente stavo facendo volare il Rio, che stavo facendo il corso. Ha preso una signora mentre era sul balcone. È sceso suo figlio, mi ha dato un pugno nello stomaco. Io ho tirato una pietra, ho preso la macchina di lui. È venuta la polizia. Marica, un casino, ci ha portato tutti e due al penitenziario. Marica, devi venire urgentemente. Ma sei serio in questo momento? Marica, ti giuro, Marica, devi venire. Sono nei guai. Devi venire subito a Palermo. Marica, anche se sei al lavoro, dai, per favore. Non ci chiamare. Marica, ecco. La mamma lo sa di questa situazione. Sì, non lo so, Marica, per favore, ho bisogno di te. Dai. Vabbè,
Ma sto arrivando. Ciao, smuoviti, ciao. Mario! Ci cascano tutti. Oh, ma perché quando è dietro una telecamera non parla mai? Lassù dici papà, ciao. Anzi, facciamo vedere questa clip in questo momento, editor. Bravo Rio. Bravo. Diciamo che per oggi, raga, l'abbiamo combinata grossa. Fatemi sapere quali altri scherzi telefonici dovrei fare. E ora vabbè, chiamo. Anzi no, faccio venire prima mia madre a casa, perché sicuro passerà da casa. L'ho combinata grossa, oh mio Dio. Oh, era uno scherzo, fra. Ma io sono in macchina già. Ma no. Bella Nick, scusami. È stato bellissimo. Me la farei pagare. Aspetta un tuo scherzo allora. Bella bro. Ma che faccio? Mo devo riuscire a casa e rimettermi il pigiama. Bellissimo. Per colpa tua. Chiamiamo anche mia sorella e diciamole che era uno scherzo. Bellissimo. Arrivo. Bacino. Bacino. Pronto? Marica, era uno scherzo. Oh, vabbè, io che mi sono fatto dare la pausa al lavoro. Bellissimo. Ma io non so come devo fare con te. Pardon. Diciamo che la prossima volta ti lascio il cioccolatino. Beh, ciao. Ti voglio bene anche io. Un bacione. Mi sa che se l'è preso un po' malino. Tutto lo scherzo di oggi, mamma. Cosa? Questo no, perché io mi sono spaventata. Io ho un infarto mi stava prendendo. Dai, mamma. In macchina con A mia mamma mi sa che è piaciuto, ragazzi. No, non mi è piaciuto. 20.000 like, prossimo scherzo a mia. No. Mi vuole bene, fatemi sapere. Raga, mia mamma è arrivata a casa, purtroppo non l'ho ripresa. Era spaventatissima. Dovevate vederla per forza, vabbè. Quest'oggi lo scherzo, gli scherzi sono riusciti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere quali altri scherzi telefonici dovrei fare con hashtag scherzo telefonico nei commenti. Aspetto voi, ragazzuoli.